arrivas. Accidenti, mi dispiace di averti fatto una puntata che parla praticamente solo degli obiettivi, però vabbè dai, insomma abbiamo parlato anche che resterò al freddo. Sì, diciamo vabbè, coibentazione fantastica quella di Pulmin finché vuoi, però secondo me se sei tipo sui 20 gradi, ora che arrivi alla mattina con una notte fredda, arrivi tranquillo a 10, quindi 10 gradi vanno giù. E non è assolutamente un problema dormire con 10 gradi, magari io ho un piumone che è anche leggero perché di solito tengo sempre parecchio caldo, cioè parecchio, abbastanza caldo in camper, sia su Scarosso che su Pulmin. Però in caso di necessità metto sul pigiama. Il problema è alla mattina, cioè io non mi alzo cacchio se ho 10 gradi, hai capito? Non mi tiro fuori dalle coperte, quello è il problema. Porca miseriazza, vabbè, vedremo, speriamo, magari la riserva dura 2 o 3 giorni, che ne so io, magari arrivo tranquillo lunedì, che faccio GPL, va tutto a posto, insomma. Per i casi, invece, questo lo consiglio a tutti, che non si sa mai, per i casi di emergenza, no, proprio pesante, in cui si va sotto i 10 gradi, a parte vabbè uno dice ok sono in vacanza, vado in un bed and breakfast, vado in un albergo, cosa intelligentissima, per carità, però insomma chi ci passa tantissimo tempo in camper o che ci vive come me, non è che sì, hai gli alberghi facili così di continuo eccetera, no? E beh sì, forse è un ragionamento che non sta in piedi. Comunque quello che volevo dire è che usi il sacco a pelo, no? Io qua ho un sacco a pelo, ce l'ho per altri motivi, ce l'ho perché ho la tenda da campeggio, che è un ricordo molto importante, diciamo che ho, e quindi di conseguenza ho anche il materassino, quello autogonfiabile, e il cuscinetto gonfiabile e il sacco a pelo. Quindi in caso di necessità vado nel gavone fuori, prendo il sacco a pelo e ci siamo, insomma, ecco, Singano non muore dal freddo. Poi mi dirai, il CP, cioè come mi ha detto Alessia, cioè brutta stronza, cazzo, penserai al fidanzato che muore dal freddo, no, al cane, il CP come fa? Come il CP come fa? Cazzo, allora è un cane, non nel senso è un cane non vale niente, no, è un cane nel senso che i cani, come altri tipi di animali, hanno la temperatura corporea più alta della nostra, no? Quindi, nonostante sia una razza un po' particolare, il pitbull che non ha il sottopelo, comunque non sente il freddo che sento io, che sentiamo noi, hai capito? Quindi stare, per quanto senza riscaldamento, all'interno di un camper sta bene, si ragomitola, la sua copertina sta bene, insomma, hai capito? Quindi se dovesse succedere Shinga non muore assiderato, il CP no, sta bene Italia, tranquilli che il CP non muore assiderato, solo Shinga non tanto. Sicuramente poi prevengo i commenti, visto che è passato tanto tempo. Falegname no, ancora niente, l'ho risentito, ho detto che sta lavorando, diciamo, ai pezzi e alle cose, perché lui ha preso tutte le misure. Per i cassetti ci sarà una scatola, uno scheletro metallico, no? Quindi verrà fatto tutto con i controcavoli e lui il più del lavoro, diciamo, lo prepara già, e dopodiché sarà solo da montare, hai capito la roba. E ti pare che io adesso dormo tranquillo con l'obiettivo nuovo che ho da usare? Cazzo, come i bambini, porca miseria. Sono qua tutto, è da tanto che lo desideravo, Italia, tanto. Non è proprio quello che volevo. Quello che vorrei io, che mi andrebbe bene, sarebbe almeno un 350 mm, non un 210, però insomma ho visto che già abituato che il massimo era 50, 210 è più del quadruplo, insomma va già bene così. Beh, però vedi, essendo un vlog, anche un vlog diciamo spontaneo, dove non c'è nulla di programmato, nulla di recitato eccetera, giustamente io devo far scorrere le cose, ossia devo parlare fino a esaurire, nel senso brutto del termine, fino a spegnere, no, tutto questo interesse acceso che c'è nell'obiettivo, inteso quello della macchina fotografica, per poi insomma passare ad altro, non riparlartene più, insomma, quindi
parlo sempre delle cose che sto covando al momento. Al momento purtroppo sei stato sfortunato, sei capitato nel video in cui Singano parla degli obiettivi. Sicuramente a qualche videomaker, a qualche fotografo interesserà sta roba, però insomma nel canale la maggior parte appunto degli utenti sono viaggiatori, di cui un 90%, 85-90 sono camperisti, e il resto mi fa piacere insomma che inizi anche a seguire tutte queste avventure, queste cose, questi racconti, queste riflessioni, anche gente normale, non del settore. Gente non del settore, mi scuso in anticipo se in questo canale si parlerà spesso di camper, però giustamente è il mio giocattolo, è lo strumento con cui io faccio tutte le belle cose, la bella vita e viaggio e tutto quanto, e quindi insomma è grazie a lui che il tutto esiste, in più insomma è anche una mia passione. Che ne saranno? Come? Che ne saranno? 10. Italia, buongiorno, o buongiorno Italia. Oggi di prima mattina, proprio primissima, infatti sto andando avanti a zig zag. Se Marco fa 2 km io ne faccio 2,7. Ti portiamo a vedere tra virgolette il tagliamento, nel senso che ci sarà secca. Anzi, facciamo pure due qualcosa, dato che sto tornando indietro per prendere la batteria della macchina fotografica. Quindi probabilmente stiamo passando in un campo di kiwi. Esatto, come a Casson di pittura. Guarda la Waka del CP se mi aspetta e prende. CP, mi abbandoni così? Porca miseria, sti cani moderni. Sai che sto posto era già stato puntinato in una delle prime puntine, che c'era la scena che avevo lasciato scarossoli, come ti dicevo, no? E poi ero andato avanti in bici per sondare la strada e ho detto no, guarda che qua resti infossato, no? Quell'incrocio là, perché c'erano troppi sassi, c'era troppa profondità di sassetti, no? Stavo pensando, sì, come si diceva, per il raduno non sarebbe male. Certo l'acqua manca sempre, no? Perché è sempre bello quando fai un raduno, un ritrovo, arriva un fiume, arriva un torrente, arriva un lago, al mare, capito? E qua è tutto deserto, però insomma per fare i raduni tematici, cioè tipo stepa, savana, no? Allora, com'è la storia? Se fossi un indiano sapresti che tipo di animale fa queste feci. Un cane? No, non è un cane. Chi è che fa ste merda cacaus qua? Che anche tipo... E adesso Google. Sicuro che non è un cane? No. Dipende, perché il pasto che fa viene pieno di robe di ghiande, di robe varie. Quindi è qualche animale che mangia ghiande. Ma lunga così secondo me è tipo una volpe, no? Potrebbe essere, ma la volpe non è, mangia, volpe è carnivora, la volpe, non è questa qua, vedi che sta mangiando roba che non è, vedi grani, granelli, robe varie, vedi che nel mezzo della fece c'è questa roba qua. Le puntine del mondo è un canale di cacca, ed inoltre qui in questo terreno puoi notare delle impronte di esemplare di Marcus Caldonius. Chissà come farò a gestire i video, dato che sto facendo una clip con la Sony, una con la GoPro. Probabilmente dividerò, farò la Sony sotto musichetta e la GoPro vlog, ma guarda Italia. Bello, c'era, guarda là in fondo, non so se vedi tramite GoPro, dopo gli alberi lì c'è un bellissimo campanile. Io adesso non so se era una chiesetta isolata o un paesino, può sembrare vicino, in realtà no, sarà sì, una decina di chilometri, no 10 no dai, 6-7 chilometri per arrivare là. Qua nella tundra non è semplice. Guarda che isolamento, guarda. Marco si è già messo a contemplare. Il Puntino del Mondo è un canale che ti porta nel Sassume. Moderne tecnologie, riprese a 360 gradi. E qua chissà cos'è sta venetta leggermente umida, o è una specie di piccola fuoriuscita sotterranea, oppure è passata una bissia che striscia. E quelle sono, allora, è una roba tipo di 40 kg queste qua. Quelle sono del CP. Qualcuno che è passato di qua
qualche capriolo. E quelli di sera, che io ho scritto anche su Facebook che erano cervi, erano caprioli perché avevano la coda ciuffetosa, no? Probabilmente hanno disegnato male Bambi, perché Bambi, che era un cerbiato, ossia un cucciolo di cervo, aveva la coda ciuffetosa verso l'alto, metà bianca e metà marroncina. E in realtà dopo io ho visto su Google Immagini che i cervi hanno sì la coda piccola, però un po' più lunga, più stretta e rivolta di solito verso il basso, e il culo bianco, non la coda a metà bianca eccetera. Mentre se vai a vedere le foto di caprioli hanno proprio la coda bella puffosa, ciuffosa e con sta colorazione qua, quindi quelli di ieri erano caprioli. Come fauna locale puoi trovare anche tantissimi arachidi neri, ragni, per i pignoli, arachnidi, vabbè, di una dimensione di circa 6 mm, sono nascosti sotto i sassi e difficili da filmare, in quanto sai, riuscire poi a trovare il sasso dov'è, essendo, non dico tutti uguali, però insomma sono capacità che non tutti hanno, quindi io non ho e non riesco a trovarti bene i ragnetti. No, non credo. Dici? No. Anche perché le bombe non le facevano mica con questa forma cicciottosa, no, sembra tipo una roccia rivestita di... Ah, è ferro, pensa a te, queste robe moderne qua. Ah sì, questa è zona dove vengono a correre con le moto da cross, è che le sento un po' distanti dall'altra parte degli alberi, non so se verranno anche di qua. Secondo me dovrebbero venire di qua, perché da sta parte che ci sono i maggiori sentierini con le buche, i salti, no? E all'epoca feci nel senso voce del verbo fare, feci delle belle foto, e adesso però con la fissa dei video potrei fare anche dei bei video. Ho portato via anche l'obiettivo, quello stock, il 16-50, che quindi col 50 mm non dico che hai zoom, però insomma già ti avvicini un po' di più alle cose, quindi scioretico a motorea, dai, che fai preziosi anche. Vedi, il CP non è particolarmente contento perché giustamente qua non è che ha stimoli, il CP è più contento tipo se andiamo nel boschetto, che sente gli odori degli animali e tutte le cose da controllare, capito? Non capire cos'è quella cosa di gialla. Ed è un ciuffo di cosi, quelle tipo le cannette là. Comunque anche io e Marco siamo un po' CP, abbiamo deciso di, tra virgolette, no, tornare indietro, di cambiare direzione e rientrare per i boschetti, perché sì, bello, guarda, dice, oh, gli spazi aperti, no, come nei film, le foto di travel blogger eccetera, ma in realtà dopo poco niente te svanghi le palle, hai capito? Perché è la conformazione del cervello umano, te l'ho sempre detto, che ha bisogno di stimoli, ok? E quindi noi andiamo a stimolarci il cervello in mezzo alle piantine e gli insetti. Abbiamo visto anche qualche uccellino, solo che non stava fermo per i video e le foto, e magari qualche capriolo, visto che sembra ce ne siano in abbondanza qua. Hai capito il discorso che ha fatto Marco? No, non l'hai capito, c'era la Pro spenta. Allora aspetta, vediamo se mi ricordo cosa ha detto Marco. Allora ha detto che dove scorre l'acqua ci sono i sassetti più fini e la sabbia, ma il motivo non me lo ricordo. Perché ci sono i sassetti più fini? Perché l'acqua consuma, no? Ha fatto di farli girare. Ah, perché li consuma, sono di farli girare. Vedi quante robette che ti impari con Marco. Te torni fuori dal canale tutto acculturato, te va a parlare per un lavoro. Ti dicono curriculum, studi, ecco, guarda il puntino del mondo. Ah, boh, a posto, assunto a posto. No, ma guarda che carino il CP che mi aspetta, guardalo. Guarda, vedi, è rimasta a metà via, Marco è andato avanti di là. Aspetta, perché adesso ho visto qualcosa. Aspetta, vado a vedere anch'io. Emi, ferma lì. Qua è tutto bagnato, qua c'è acqua. Ho sentito qualcosa che lì stanno usando molto nell'aria, ma non vedo niente. Cosa c'è, Gioia? Ah, tranquilla, andiamo dai. Cavolo che voglia di fumare un cicchino, ma lo lasciate apposta, no? In camper il tabacco, perché ho detto ci si fa una bella passeggiata. Senti l'aria. Ah, si respira l'aria pura, si manda l'ossigeno al cervello. Però una cicchina me la sarei fatta lo stesso. Ah, un'altra cacca che Marco non ha visto. Questa mi sa che è Lepricus. No, non si dice Lepricus, però secondo me sì. Anche questo sembra un corso d'acqua, no? Sì, ancora umidiccio, c'è tanta sabbia. Vediamo impronte.
No, non sono impronte. E rieccoci qua nel Gualdume. Le stradine, come vedi, sono abbastanza impegnative in certi punti, nel senso che puoi toccare sotto la coppa dell'olio e ci sono tanti sassi, sempre ripeto, in certi punti, che così diciamo iniziano a slittare le ruote e tu resti infossato dentro ai sassi. È già successo, non a Singano, ma a uno di quelli che ci segue. Ah, è comoda la seggiolina? E anche qua magari sembra di no, ma la coppa dell'olio c'è, qua gliela lasci, strusci sotto. Da una parte è tutto molto bello, dall'altra, accidenti, c'era una farfalla enorme, gialla, ma gialla, c'è proprio un giallo chiuso, fluorescente, proprio tanto spinto come giallo. Ho detto cavolo, anche l'obiettivo con 16,50 riesco a fare belle robe, perché insomma le farfalle, non dico che arrivi fino proprio all'ultimo prima che scappano, però insomma quasi, no? E con questo obiettivo avevi fatto una roba strafiga, non si è fermata, aveva pressa, correva in giro dappertutto. Mamma mia, farfalle stressate in questi posti. Consiglio, quando vieni a visitare queste zone, se vuoi seguire la puntina di Singano che ti ha fatto, magari anche quella di Morsano al tagliamento, no? Segnati magari sul telefono dove hai parcheggiato il camper, perché possono esserci dei punti abbastanza labirintosi, e essendo bene o male l'ambientazione qua tundresca tutta uguale, magari chi non è proprio un osservatore, no, delle piante, dei cespugli, dei massi eccetera eccetera, può dire cazzo qua è tutto uguale, non mi capisco più, te capi? Allora, qua precisamente avevo alloggiato Scarosso, proprio preciso qui, proprio qui, proprio qua. Aspetta, perché ti faccio vedere praticamente sempre gli avanzi, non si fa vedere il piatto quando è nuovo. Vabbè dai, comunque Italia, pranzo trevigiano, perché pasta con radicchio di Treviso e prosecchino, cioè non so, E che ci vuole? più trevigiano di così. Lately I've been hiding from the light under my bed. I know that it sounds crazy, but I don't mind. I've been hiding from the light under my bed. I know it sounds so crazy, I don't mind. Lately I've been fighting urges to break down